Tutto pronto per la 36esima edizione della Cividale Castelmonte, gara automobilistica di velocità in salita che si conferma una competizione molto apprezzata dai piloti esteri, con una numerosa partecipazione di driver provenienti da buona parte delle nazioni del centro ed est Europa, che arriveranno nella città ducale per il classico appuntamento automobilistico di fine stagione con la velocità in salita sabato 12 e domenica 13 ottobre. Un'opportunità di vedere sfrecciare nei 6,6 km di salita che porta al santuario quasi 200 vetture, dalle più classiche da rally alle Gran Turismo con Porsche e Ferrari, dai prototipi Osella e Radical che se la giocano per la vittoria assoluta alle Formula 3000 capaci di erogare 500 cavalli di potenza, senza dimenticare le piccole ed agili vetture Formula a ruote scoperte. Ad arricchire il numeroso parco delle vetture schierate al via nella città ducale ci saranno anche quelle storiche, con dei veri e propri gioielli della tecnica ancora competitiva e spettacolari. La Cividale Castelmonte, una delle più attese cronoscalate d'Italia, organizzata dalla scuderia cividalese Red White, sarà valida per la Coppa Europa Centrale, per il campionato austriaco e sloveno e per il trofeo italiano della specialità. Tra i favoriti della vigilia l'ex campione europeo Danny Zardo su Radical, che detiene il record del tracciato di gara, il vincitore del 2012, il trentino Diego De Gasperi, quest'anno sulla Radical, e un altro trentino, Matteo Moratelli, che schiererà una potente Lola Formula 3000. Non mancheranno i piloti regionali che in passato hanno sempre ben figurato nella gara di casa, tra cui il neocampione italiano categoria produzione, il friulano Michele Buiatti, quest'anno su una Mitsubishi Lancer. Presente anche Gianni Di Fant, sempre protagonista tra le Gran Turismo con la sua Porsche 997, alla ricerca del record personale con un pensierino al podio. Tra le storiche non mancheranno i cividalesi Massimo Guerra e Rino Muradore, sempre protagonisti nella salita di casa. Le prove ufficiali, suddivise in due manche, partiranno alle 9:30 di sabato 12 ottobre in località Carraria di Cividale, mentre la gara, anch'essa su due manche, inizierà alle 9:30 di domenica 13 ottobre per continuare per l'intera giornata.